centro a Mestre, donna presa a calci in un bar di via Palazzo. La rissa sembra tra persone ubriache, in arrivo nuovi interventi e la promessa del prefetto. Contro il degrado notturno del centro serve più illuminazione pubblica e controlli della figura di un sindaco notturno tra le proposte dell'opposizione e degli esercenti del centro. Denuncia multe ed ASPO per un anno ai 2 turisti francesi che hanno imbrattato il Canal Grande a Venezia. Sono una coppia di cinquantenni, probabilmente artisti in cerca di notorietà. Trauma cranico, ipotermia, velista salvato dal maltempo a Caorle dal pronto intervento dei vigili del fuoco e ritrasportato nel pomeriggio all'ospedale di Mestre. Dopo un secolo di storia, la bottega di via Topoli a Marghera rischia di chiudere. Troppa la concorrenza con incassi ridotti al 70%, l'SOS del titolare al comune. Domenica 28 aprile in piazza San Marco a Venezia per la messa di Papa Francesco, invitati a partecipare anche i primi cittadini dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Biennale di Venezia, questa mattina la consegna dei Leoni d'Oro, premio alla carriera per 2 donne, prima menzione d'onore ad una persona transgender. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, lo avete sentito dai nostri titoli, per l'ennesima aggressione nel centro di Mestre. Vediamo. Violenta aggressione in uno dei bar di via Palazzo a Mestre, a 2 passi dal municipio, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, poco dopo le 2 del mattino. Aggressione nel corso della quale una donna sarebbe pure stata presa a calci. A darne conto alcuni residenti della zona che però per paura di eventuali ritorsioni chiedono tutela con l'anonimato. Zona calda questa nel cuore della città, letteralmente a 2 passi da Piazza Ferretto, dove episodi di tale violenza non sono nuovi. Così anche da un altro mestrino, il presidente nazionale del comitato No Degrado e Mala Movida. Io non ci vivrei qui e dico tutto dicendo questo. Giusto giovedì scorso è sempre lui, Fabrizio Coniglio, che dopo un incontro con il prefetto d'Arcopellos ha ricevuto dallo stesso rassicurazioni sui nuovi interventi contro il dilagare di tanto degrado, anche con l'ausilio dei militari della Guardia di Finanza. L'ho chiesto io di muovere i baschi grigi, verdi, Guardia di Finanza, perché siamo sicuri che durante queste notti di scontrini ne girino pochi. Dalla giunta comunale a farsi carico della questione l'assessore Paola Mar segnalerà chi di competenza l'episodio della violenta aggressione di giovedì nel bar che di fatto, a detta dei residenti, resterebbe aperto molto oltre il previsto orario di chiusura. E su questo deve intervenire chi ha c'è una polizia municipale che si dedica al commercio. Accolgo volentieri questa segnalazione e mi farò, come si dice, portatrice a chi di dovere, perché non posso essere assessore a tutto, sono assessore agli eventi, al patrimonio, ma secondo me, voglio dire, questa segnalazione va portata e vanno presi i provvedimenti del caso nei confronti di chi non rispetta le regole. E proprio di sicurezza e di misure antidegrado sentiamo le proposte delle opposizioni. Il sindaco della notte è una figura specifica dell'amministrazione dedicata al tema della notte, per cui alla gestione da un lato della vita notturna e delle economie notturne, dall'altro anche quello dei trasporti e della sicurezza notturna, perché serve una persona focalizzata. Le competenze sono varie, frastagliate e non c'è uno sguardo d'insieme, come vediamo anche nella gestione della nostra città. Come è cambiata la situazione, se è cambiata? Allora, la situazione è cambiata in meglio, nel senso che sono state potenziate le luci sotto il portico, come da nostra richiesta alcuni anni fa, e quindi tempestivamente, tempo 3 giorni, sono state potenziate con dei faretti comunali, e quindi la situazione, diciamo, che è migliorata per quanto riguarda il rendere la zona più visibile e quasi come luce a giorno anche di sera.
È stato ricoverato all'ospedale di Mestre un velista austriaco di 60 anni recuperato con l'elicottero 12 miglia al largo di Caorle. In barca a causa del forte vento era stato colpito alla testa dal boma della randa, un colpo che gli ha causato un trauma cranico, mentre la pioggia e il freddo hanno causato un principio di ipotermia nell'uomo. Le persone che erano con lui a fare vela hanno lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto di Venezia. Per le forti raffiche i vigili del fuoco hanno preferito intervenire con l'elicottero, lo vedete nelle immagini. L'operazione di salvataggio, una volta recuperato il velista, è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo, dove si trova tuttora in osservazione. Già raggiunti da un foglio di via. Saranno pesanti i provvedimenti che tra multe e denunce arriveranno ai 2 francesi che hanno colorato ieri il Canal Grande. Foglio di via da Venezia con daspo di 1 anno per violazione del regolamento di polizia comunale che vieta lo sversamento di qualsiasi sostanza in acqua, multe per almeno 500 euro a testa e denunce per ipotesi di reato che vanno dal procurato allarme all'interruzione di pubblico servizio. Mano pesante di questura e polizia locale di Venezia per la coppia di francesi di 57 e 48 anni che dal vaporetto sul quale si trovavano a bordo hanno sversato del liquido verde e rosso in Canal Grande, forse fluorescina, una sostanza non tossica generalmente utilizzata dagli idraulici, sulla quale comunque sono in corso gli esami dell'ARPAV. D'altro canto il materiale da analizzare non manca, sono ben 6 le taniche trovate sul vaporetto. La coppia francese intanto sembra aver rivendicato da un lato la performance artistica, dall'altro il gesto di protesta ecologica, ma non risulterebbero né conosciuti tra le associazioni ambientaliste, anche se il condizionale rimane d'obbligo, né particolarmente noti negli ambienti artistici. E vista l'esposizione mediatica di cui gode Venezia ancora di più nel periodo della Biennale, il pericolo, dopo una protesta analoga di Extinction Rebellion Italia nel novembre scorso, è proprio che si moltiplichino i fenomeni di emulazione, magari di artisti o aspiranti tali, in cerca di facile pubblicità. Un 44enne è stato sorpreso, arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per furto aggravato. Sentiamo. Quando sono arrivate le forze dell'ordine aveva già caricato in automobile 3 quintali di rame. I carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, allertati di un furto in corso in un'azienda della zona industriale, hanno sorpreso un 44enne del luogo che, dopo aver praticato un foro nella rete metallica della recinzione della ditta, aveva asportato vari cavi elettrici in rame, sfilandoli dalle canaline dell'impianto di alimentazione. In macchina c'erano anche vari attrezzi da scasso come tranciacavi e tronchesi. Il veicolo, la refurtiva, del valore stimato di circa 1.200 euro, e i vari arnesi sono stati posti sotto sequestro, mentre l'uomo è stato arrestato per furto aggravato. Ad una settimana dalla visita di Papa Francesco a Venezia per la messa sono attesi in piazza San Marco anche i sindaci dei comuni della città metropolitana. Ognuno avrà la propria fascia tricolore e tutti i sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana sono stati invitati dal Comune di Venezia a partecipare alla grande celebrazione eucaristica seguita dalla recita di Regina Coeli che il Santo Padre Francesco presiederà domenica 28 aprile alle ore 11 in piazza San Marco a Venezia. Anche le istituzioni cittadine della provincia saranno quindi coinvolte in prima linea. Una scelta voluta in primis dal sindaco di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnaro come segno di condivisione della gioia della città per la visita del successore di Pietro e del coinvolgimento dei colleghi amministratori. Venezia, insomma, fa squadra, come spiega l'assessore al bilancio Michele Zuin. Noi avevamo pensato bene di, oltre ad avvisare e invitare tutti gli amministratori, a invitare anche tutti i sindaci della città metropolitana di Venezia per questo momento così importante, così pregevole anche per Venezia. Il Santo Padre ha scelto Venezia per venire a dare un saluto e noi sapremo accoglierlo nei migliori dei modi. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Papa Francesco e avrà tra i primi concelebranti il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, e tutti i vescovi del Triveneto che sono stati invitati, così come all'incontro alla salute con i giovani ci sarà una rappresentanza dei giovani di tutte le diocesi del Triveneto. Sicurezza sul lavoro, sanità. A Roma anche una nutrita delegazione di CGIL e UIL da tutto il Veneto. Sentiamo. Migliaia di lavoratrici e lavoratori pensionate e pensionati dal Veneto sono a Roma
per una manifestazione molto importante che chiede di tornare a mettere al centro la sanità pubblica e universale, perché non si può più reggere una situazione in cui le persone devono decidere se possono curarsi o rinunciare alle cure, perché cambi il modello di sviluppo e perché non ci siano più morti sul lavoro. Queste sono le rivendicazioni che noi oggi assieme alla UIL in piazza a Roma stiamo portando avanti. Oggi la UIL Veneto è qui a Roma a manifestare perché dobbiamo creare la cultura della vita. Questi infortuni sul lavoro non sono più tollerabili e noi dobbiamo smuovere le coscienze. Lotteremo fino in fondo per ottenere questo risultato. Da Roma a Venezia per la consegna dei Leoni d'Oro alla Biennale. 26.800 visitatori raggiunti nei primi 4 giorni di vernice, un record. Da oggi inizia la festa dell'arte per il pubblico alla 60ª esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Stranieri ovunque, diretta da Adriano Pedrosa, che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 24 novembre. Questa mattina a Ca' Giustinian la consegna dei Leoni d'Oro e d'Argento alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano, del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dell'Assessore Veneto alla Cultura Cristiano Corazzari. Noi siamo chiamati a costruire il passato del futuro. Che cosa significa il passato del futuro? Ogni epoca si testimonia anche e soprattutto grazie all'arte e il nostro dovere è mettere a loro agio gli artisti affinché possano liberamente e in piena assoluta libertà esprimersi e costruire quello che fra 100-200 anni verrà ricordato come il nostro tempo. Grazie e di prepotenza chiedo di alzarsi in piedi per prendere il vostro applauso, e già mi guarda male, Roberto Ciccutto. In piedi! Continuate nell'applauso perché disobbedisce, non si alza, eccolo! La giuria internazionale ha poi assegnato il Leone d'Oro per la migliore partecipazione nazionale al Padiglione dell'Australia, che ha presentato un albero genealogico disegnato con il gesso. Tra gli altri riconoscimenti assegnati anche una menzione alla prima artista trans nella storia della Biennale. Leone d'Oro alla carriera invece all'artista italiana Anna Maria Maiorino, nata in Calabria ma poi emigrata in Brasile. Cosa rappresenta questo premio per lei? Tante cose, soprattutto la compensazione di tante difficoltà come immigrante, come artista immigrante e come donna. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Marghera perché dopo un secolo di storia rischia di chiudere la bottega in via Toffoli. 100 anni ancora in salute, eppure rischia di svanire in un batter d'occhio. Un secolo di storia ed attività commerciale che presto potrebbe chiudere. Perché non si lavora più, non si riesce più a lavorare e quindi stiamo a vedere come l'evoluzione delle cose. La bottega storica è quella di via Toffoli a Marghera, si trova proprio di fronte al panificio Novello, costretto a chiudere dopo 70 anni di lavoro per rumori molesti, quelli cioè dei macchinari, e per beghe condominiali finite in procura. Tornando alla bottega di impianti idraulici e termoidraulici in questione, il rischio di chiusura è dettato da più fattori, come spiega lo stesso titolare. Una volta avevamo la coda fuori del negozio e quindi si vendeva, si lavorava bene. Adesso con gli ipermercati, i vari centri commerciali che vendono chiaramente tutti i nostri articoli, all'infuori di certi articoli specializzati, c'è una riduzione enorme del lavoro, tantissima riduzione, 70%. Problematiche cui si devono aggiungere costi di gestione come affitto e bollette varie, costi, dice il proprietario, in controtendenza rispetto all'autenticità storica del negozio che in quanto tale ha un valore incalcolabile e andrebbe per questo salvaguardato. Le spese sono sempre le stesse, gli incassi sono minori e quindi mi trovo in difficoltà. Poco da fare. Marghera, decisamente più multietnica di Mestre, spiega il titolare, ne paga anche il dazio, ecco in quali termini. E quindi loro fanno riferimento anche a dei posti tipo appunto i supermercati che vendono questi prodotti, li compreranno là,
che qua non si vedono. La richiesta è quella di un canone concordato anche per l'attività commerciale e l'inserimento di questa bottega nell'elenco pubblicato sul sito del Comune di Venezia. Soluzioni come buon auspicio per le prossime 101 candeline. E nel frattempo qui riesci ad aprire la saracinesca tutti i giorni? Devo aprirla tutti i giorni se voglio sopravvivere, se voglio mangiare. Disturbi alimentari al centro della mattinata di studio e riflessione per ben 350 ragazzi. Lo slogan "Cominciamo noi" è un messaggio che vuole rappresentare ai ragazzi la vicinanza degli adulti attraverso un ponte di contatto e di comunicazione. Il tema è quello delicato dei disturbi alimentari e dei problemi legati alla crescita degli adolescenti, di cui si parla ancora troppo poco. Ben 350 ragazze e ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca Ongaro dell'Ide Palestrina, accompagnati dai loro insegnanti e grazie alla collaborazione della dirigente scolastica, hanno riempito tutta la platea alla Sala Pera dell'ex Casino Lido di Venezia per una mattinata a loro dedicata. L'incontro è stato voluto, organizzato nei minimi dettagli, dalla consigliera di municipalità Marina Faraguna. Io ho condiviso, lavorando in squadra, questo progetto che ho voluto con grande entusiasmo. Dedicato a loro si andrà a parlare del comportamento dei disturbi alimentari a 360 gradi. Dall'incontro, grazie a 4 medici specialisti, agli esperti dell'Ustria Serenissima, all'influencer Luna Pagnin, che ha portato la sua testimonianza di guarigione, e ad una rappresentanza del Venezia Football Club, è uscito un messaggio di speranza. Insieme, affidandosi nel momento di bisogno ad esperti qualificati, dialogando tra adulti e giovani, queste patologie si possono affrontare e superare con successo. In fondo al tunnel c'è sempre una luce. Siamo qui oggi per parlare di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Siamo qui con tutte le classi delle medie del Lido di Pellestrina, proprio per far andare a capire quelli che sono i falsi miti dei disturbi alimentari e riuscire a dare un aspetto positivo e soprattutto di guarigione da questi disturbi. Mangiare correttamente e soprattutto fare molta attività sportiva. E speriamo che il messaggio che noi portiamo convinca il più possibile di questi ragazzi qui presenti o fuori di fare attività sportiva. Rinviata a Porto Gruaro la storica Kermesse Terre dei Dogi in festa. È una delle manifestazioni più attese, di quelle che richiamano ospiti da tutto il Triveneto, ma quest'anno a Portogruaro Terre dei Dogi in festa non si farà, perlomeno a maggio come solitamente accadeva. Doccia fredda per la Kermesse che da decenni valorizza storia, tradizioni ed enogastronomia locale. A comunicarlo è stato questa mattina il commissario prefettizio Iginio Olita, a guida del comune e in attesa, anche lui come la cittadinanza, di un nuovo primo cittadino viste le imminenti consultazioni elettorali di giugno. Il motivo del posticipo a data da destinarsi, così si legge in una nota, segue all'iter di individuazione del soggetto che avrebbe dovuto gestire l'edizione 2024. Visti i progetti proposti dalle 2 ditte che hanno presentato l'offerta, informano dal municipio, la commissione giudicatrice non ha proceduto all'affidamento, non ritenendo gli stessi conformi a quanto previsto dal bando di gara. Se Terre dei Dogi quest'anno potrà vedere la luce è ancora presto per dirlo. La palla, in ordine ai tempi e alle modalità di realizzazione della manifestazione fieristica, passa unicamente a lui o alla lei che da giugno guiderà la città sulle rive dell'Emene. Questa è l'ultima notizia per oggi. Ora al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata e buon weekend. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. È un weekend movimentato dal punto di vista meteorologico. Un nuovo vortice ciclonico sfiora il nostro territorio causando una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio di domenica 21 aprile. Sul Veneto fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire possibili precipitazioni sui rilievi e localmente fin verso le zone limitrofe. Quota neve attorno ai 1100-1200 metri.
Temperature con andamento irregolare, minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese tra 13 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, nel pomeriggio possibile qualche precipitazione a carattere sparso, tuttavia meno probabile sulle zone costiere. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato inizialmente, poi possibili piogge, specie dal pomeriggio sera. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.